Benvenuti qui su Radio Napoli Centrale nel nostro pomeriggio in musica in compagnia di Salvatore Albino e Gaetano Donatellis. Sigla! Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but doesn't never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reason who would try to change the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a Scooby-Dooby, Scooby-Dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a Scooby-Dooby, Scooby-Dooby melody. Yeah, I'm a scat man. I'm a scat man. Per la tua pubblicità qui su Radio Napoli Centrale puoi contattare tramite un WhatsApp al 329 1184 700. Buonasera a tutti e buon ascolto. Inoltre ricordiamo a tutte le società di calcio che vogliono avere la radiocronaca live dal campo, potete sempre contattare la redazione tramite il nostro numero WhatsApp 329 1184 700 per trasmettere in diretta la vostra partita di calcio. Risto Trattoria Demeter, sito in via Santa Chiara 49, Napoli, lo chef Renato Guida vi aspetta per degustare tutte le sue prelibatezze. Vi aspettiamo al ristorante Demeter, sito in via Santa Chiara 49, Napoli. Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici sintonizzati come sempre sulle frequenze di Radio Napoli Centrale.
Oggi giovedì 17 settembre 2020, sono le 19.05. Buon pomeriggio da Salvatore Alvino e come sempre dal prof Gaetano Donatellis. Buonasera prof. Buonasera Salvatore e buonasera a tutti gli amici vicini, lontani e lontanissimi. Prof, oggi pomeriggio in musica dedichiamo quest'ora di musica in nostra compagnia, ascoltando un po' di artisti e brani della nostra terra. Andiamo oggi nel pomeriggio neomelodico, abbiamo fatto un mix sia di artisti che di brani, sia qualcosa del passato, qualcosa del recente, della musica napoletana. Prof, come ogni sera ormai, come ogni pomeriggio, è di abitudine salutare a tutti coloro che ci ascoltano dai tuoi gruppi Facebook. Allora saluto gli amici dei miei gruppi, tutta la musica che è nel cuore, il gruppo dei balli di gruppo, Donatellis la famiglia, sceneggiati, serie TV, telefilm di altri tempi, gli amici del gruppo Soccavo, gruppo per tutti i soccavesi, gli amici della scuola Roberto Bracco di Via Tevere, gli amici del gruppo Neri Soccavo, gli amici del gruppo Cartoni, Anime e Film di Animazione, gli amici del gruppo La Municipalità e gli amici del gruppo Totò, Peppino e La Mala Femmina. Prof, andiamo sempre con i saluti anche per i nostri amici che ci ascoltano dai gruppi WhatsApp, i ragazzi delle trasferte del Napoli di Maurizio Palumbo. Buonasera ragazzi, un abbraccio a tutti voi. E al gruppo Noi i nostri fonni. Poi prof, è doveroso andare a salutare a chi ci ascolta quotidianamente in diretta, la signora Antonietta Napolitano, l'amica Maria Esposito, Giuseppe Esposito, gli amici che ci ascoltano da Catania, Maurizio Federico, Nino Chisari, Ivano Serra, tutti coloro che ci ascoltano da Catania. Un abbraccio anche a Giuseppe Donatellis, sia a tuo figlio che a tuo nipote, a mio cugino che ci ascolta sempre tramite la nostra app musicale di Spreaker.com. Un abbraccio al generale, come si chiamava ieri il generale, prof? Francesco Saverio Caccavella. Sugli attenti, il generale il Francesco Saverio Caccavella, che ci ascolta sempre tramite la nostra pagina ufficiale di Facebook intitolata come sempre Radio Napoli Centrale. Al momento abbiamo sempre come immagine del profilo il mitico cuore rosso, ha disegnato all'interno il Gufo di Napoli con a fianco il logo della società sportiva Calcio Napoli. Ricordiamo inoltre che il Napoli esordirà domenica alle ore 12 al Tardini di Parma per la prima giornata valevole per il campionato di Serie A. Già ci sono i primi dubbi di formazione per la squadra allenata da mister Gennaro Gattuso. Il primo rebus da sciogliere, diciamo, è tra i pali proprio. C'è ancora il ballottaggio tra Meret e Ospina, però il colombiano ha una percentuale in più di partire titolare, perché scala un po' le classifiche dell'allenatore Gennaro Gattuso, perché ha dichiarato che sa giocare bene con i piedi, e il Napoli, con una ripartenza che incomincia dalle retrovie, preferisce giocare con Ospina. Però è un peccato bruciare un ventenne, un futuro gioiello di casa Napoli. Allora aspettiamo l'esordio della Serie A con la speranza e con l'auspicio e con l'augurio che anche in una maniera parziale possono riaprire gli stadi. In compagnia con il prof Gaetano Donatellis ne parliamo quotidianamente. Diciamo che per quanto riguarda, adesso aprono le scuole, aprono i teatri, hanno aperto all'ingresso ai sostenitori della Formula 1. Abbiamo fatto anche qualche ricerca sulle percentuali, è vero prof? Diciamo sì. Il 20%, diciamo, potrebbe entrare ma dipende comunque anche il 30%, qualsiasi sia la capacità di uno stadio. Il 30% secondo me è una statistica esatta, perché se San Paolo ha 60.000 spettatori, 3 per 6 18 potrebbe andare benissimo a 18.000 spettatori e lasciare ognuno di loro 2 sediolini vuoti alla loro destra e alla loro sinistra. In più 2 file avanti e dietro libere, diciamo, come è stato preso da il modello Castel di Sangro, che prof a Castel di Sangro così hanno fatto, diciamo. C'era la linea dei sedolini dove tu eri seduto, dove io ero seduto. Davanti a me non avevo seduto niente, dopo 2 file
c'era una persona, dietro di me alla fila di dietro dei sedolini non c'era nessuno, c'era qualcuno dietro di me a soli 2 sedolini, alla mia destra, alla mia sinistra un sedolino era vuoto, al secondo sia a destra che a sinistra come sedolino c'erano le persone, diciamo che c'era una bella folta di distanziamento, diciamo. Adesso andiamo subito in musica con il primo brano in programma di questo pomeriggio. Andiamo ad ascoltare Alessio con il brano Buon compleanno. Andiamo subito in ascolto con Alessio. Mi pare strano ma stasera gli stucci tuoi guardano a me, si legge tutto un po' fa male, si ci innamora di me, è colpa mia se oggi sbagliata. Quei pochi minuti hanno fatto male a te. Buon compleanno amore mio, perché sti 18 anni tuoi. Stasera festa più importante insieme a te, ma che sono io. Io mi credevo fra invitato, più importante ero solo io. La tua rabbia mo' m'accira e manchi in te fotografie e tu volessi stringere in te braccia cercando scusa con 200 rose perché sono pazzi e sono gelosa e male se non fai pace con me. Non fa vincere st'orgoglio, pochi minuti e tu vai via, fai 2 regali a tanta gente, il preferito scappa via, a me ne piglio tuo regalo. Stasera strignatella forte a te. Buon compleanno amore mio, perché sti 18 anni tuoi. Stasera festa più importante insieme a te, manco solo io. Io mi credevo fra invitato, più importante ero solo io. La tua rabbia m'accira e manchi in te fotografie e tu volessi stringere in te braccia cercando scusa con 200 rose perché sono pazzi te, sono gelosa e muore se non fai pace con me. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta sempre qui sulle frequenze di Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato il primo brano che ha aperto la nostra trasmissione
di oggi, trasmissione dedicata alla musica della nostra terra, perché noi siamo Radio Napoli Centrale e diamo spazio, voce e lustro, diciamo immagine, qualsiasi cosa che parli della nostra Napoli, della nostra terra. Abbiamo ascoltato l'artista Alessio con il brano Buon compleanno. L'artista Alessio insieme all'artista Raffaello è stato negli anni 2003-2004 coloro che hanno spostato, diciamo, la musica neomelodica tra gli adulti, la novità di far cantare anche i ragazzi, le nuove stelle, le nuove promesse nella musica partenopea. Ebbero un successo, prof, non so se ricordi il periodo 2003-2004, ebbero un successo Alessio e Raffaello, che tutti i ragazzi che mi ricordo all'epoca i miei 18 anni, 17-18 anni, tutti quanti dal barbiere volevano i capelli fatti come Alessio e Raffaello. Uscì anche la moda del ciuffo, del ciuffo fonato, di passare il fono con il... allora non è cosa mia, diciamo, perché io... Andate, invito tutti coloro che ci ascoltano da tutto il resto del mondo, coloro che ci ascoltano tramite i podcast, che lo farete in qualsiasi momento della vostra giornata grazie a tutti i sistemi di informazione e di trasmissione musicale come Spotify, iHeart Radio, Google Music, Apple Music, a voi amici, in particolare per chi ci ascolta ogni pomeriggio qui su Radio Napoli Centrale, la sbirciatina sui nostri profili ufficiali sicuramente li ha fatti, diciamo, foto, informazioni, sicuramente è stato fatto. Loro conoscono l'immagine del profilo del prof Gaetano Donatellis senza la parrucca, perché a volte metti anche l'immagine del profilo imparruccato, con la parrucca rossa, oppure quella là dei cugini di campagna, stile hippie. Il prof è senza capelli, perciò diciamo la testa fonata non l'ha potuta mai fare. Prof, ci sono dei saluti da fare, vado a salutare subito mia cugina Simone Esposito che ci sta ascoltando da Piazza Arenella. Un abbraccio, un caloroso abbraccio alla mia amica, la voglio bene, a lei, ad Antonio, il figlio, al mio carissimo amico mio Antonio, a Guadalupe, la terribile a Russo, non mi dà mai un bacio, prof, lo devi sapere, tutti quanti l'hanno saputo, non mi dà mai ogni volta che mi vede non mi dà mai un bacio, non mi saluta mai con un bacio, da piccolina, e questa cosa se la sta portando anche da grande, a me non sta bene. A volte la stringo e mi obbligo a farmi dare un bacio. Un bacio anche a Franco, sempre marito di Simona. Grazie mille, vi voglio bene. Del tempo che ti cambio pure saluto anch'io Simona. Simone, prof. Come no, da piccolina. Saluto Simone, il marito, i figli e tutta la sua famiglia, anche la zia Rosetta, tutti quanti. Zia Rosetta, ecco. Poi da Soccavo tu hai dei saluti pure tu, sicuramente. Adesso mi ha contattato, quando ha squillato il telefono, un mio amico che voleva il link della trasmissione perché non riusciva a trovarlo. Gliel'ho mandato e penso che ci stia ascoltando. Il mio amico Vincenzo Palumbo da Soccavo, da via Vicinale Paradiso Soccavo. Da di fronte al tuo palazzo. Esatto. Ingele, sai in coppa mi faccio una tazza di caffè, ti faccio in diretta la trasmissione. No, già sta mangiando secondo me. Prof, hai i dati statistici del Covid per la giornata di oggi o è presto ancora? Ce li avevo, comunque hanno superato alla lunga il 1500, dopo sarò più preciso, comunque sono più di 1500 i contagi delle ultime 24 ore. Adesso li vado a cercare. Stanno ancora salendo allora. Volevo dire, il brano che abbiamo appena ascoltato di Alessio è stato tratto dal suo album Emozioni della nostra età ed è datato 2006. Ricordavo su per giù il periodo. Prof, adesso voglio andare con un brano di un artista, figlio di un artista della... o figlio romasto, Francesco Merola. Quello è figlio romasto. Perché ultimamente è uscito questo album circa un anno fa, già ha superato i 2 milioni di visualizzazioni, diciamo. Un brano che
invito ad ascoltare molto attentamente, ad ascoltare le parole, non la musica, perché la musica viene da sé ad ascoltarla, ma veramente le parole. Io associo anche queste parole alla mia vita, perché purtroppo anche io associo queste parole sulla mia persona. E dedico questa canzone un po' a tutti coloro che hanno assaggiato il primo dolore della perdita di una persona in famiglia. È una canzone che veramente fa riflettere. Invito tutti ad ascoltarla. Andiamo ad ascoltare dalla mitica voce di Francesco Merola, Parla con me. Francesco Merola. Hai il ciclo? No! Le tue emozioni fanno parte di te, ciclo o no? E se ce l'hai, c'è l'Ines. Tu volessi una mezz'ora qua, solamente per raccontare quante cose sono cagnate senza te. Gianni guarda una fotografia, forse fanno pure i fratelli, mi parla con te così, non mi piace più. Quando c'è questa mattina la domenica e ricordo all'improvviso mi distrugge. Io non capisco perché quando viene rinteso non parla con me, ma accarezza solamente e scompare rintanni. Circo per me sa Gesù, si stanotte quando viene ti fa stare orecchio, due parole in un sorriso e poi torna in paradiso e accogliente pure a me. Quante volte che l'ha cercato, pure se non era tagliami, la gemise per sentire un profumo. Papà, o mandile i zappatori o pianoforte, sono convinto che tu torni a rapa parte. Capisco perché quando viene rinteso non parla con me, ma accarezza solamente e scompare rintanni. Circo per me sa Gesù, si stanotte quando viene ti fa stare non è più, te parole non sorride e poi torna in paradiso, mi accontenta pure a me. Io non capisco. Quando uno può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare. E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Troisi, Renato Carafone. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se io vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli non ti scordo mai.
e dalla mitica voce di Francesco Merola abbiamo ascoltato il brano Parle con me, brano dedicato al Papa Mario Merola, che poi lo ascoltiamo subito, prof, con il prossimo brano in programma qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo scelto il brano più significativo, diciamo, di Mario Merola, brano cantato con Gigi D'Alessio, brano che fa parte della scena finale del film girato da Gigi D'Alessio. Il brano è Cent'anni. Prof, hai stavi studiando le notizie per il Covid, giusto? Sì, già l'avevo letto tutto. Dimmi tutto. Allora, ci sono, mi ero sbagliato di poco, i nuovi casi da contagio sono 1585 in tutta Italia e purtroppo ci sono ancora 13 decessi. In Campania, la nostra regione, i casi sono 195 e purtroppo ci sono stati ancora 3 decessi in Campania. 3 decessi. Prof, purtroppo la situazione secondo me sta sfuggendo di nuovo di mano, però la cosa che mi fa strano è come mai il governatore Vincenzo De Luca non lo vedo più presente, diciamo, come prima. No, adesso è impegnato in altre cose. Come diceva il grande poeta Giuseppe Giusti, il suo cervello in tutt'altre faccende affaccendate. Sì, perché è candidato di nuovo alla regione, giusto? Sì, è il candidato di nuovo, sì, come presidente della regione. Prof, allora andiamo subito in musica con il prossimo brano. Andiamo ad ascoltare il brano scritto e interpretato con Mario Merola, il brano di Gigi D'Alessio, Cent'anni. Hai già qualche informazione? Hai già detto tutto tu, posso dire solamente che la data di pubblicazione è del 1999. Andiamo ad ascoltare Gigi D'Alessio e Mario Merola in Cent'anni. Stasera da Giari c'era una cosa, da tanto tempo te volevo dire. Per Napoli ho fatto tutte cose, se mi riposo non la fa soffrire. Mettila sempre in una canzone, come per 50 anni ho fatti, e quando incontra chi ne parla male, canta sta canzone può capire. Se io vero mi promette fa sticcare, per di 50 anni a fai cambiare. Sai difendere, se solo tu si pari a sta città, sta emigrando a t'aspettare per suonare, no, siente a me non può mai nascere, nessuno te può somigliare. Meriti sempre una bella mamma, ma ci vuoi tu, perché tu sei papà. Ci è volta per fatica vai lontano, una cartolina appressa ti ha portato. Serve specialmente in da notare, quando ti senti sola e vuoi
hanno tesoro tutti sti consigli, perché nessuno mai l'ha dato a me. Lasciava assai una cartolina, quando in da nebbia forza era caduta. Voglio, se io per me promette fa sti cose, una di 50 anni a fai cantare. Sai difendere, se solo tu si pari e sta città, sta emigrando a t'aspettare per suonare, siente a me non può mai nascere, nessuno ti può assomigliare. Meriti sempre Napoli e mamma, ma ci vuoi tu, perché tu sei papà. Voglio non ti scordare, quando vai per fuori, una cartolina te la portare, fin da nottata, dove una nostalgia può tornare. Non ti scordare, ma può partire, va, 100 anni, 100 anni, 100 anni. Senza te finisce Napoli, soltanto tu da sai. Ed eccoci qua, siamo ritornati in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato il brano di Gigi D'Alessio tratto dall'album Lasciatemi cantare, il brano 100 anni in collaborazione con Mario Merola. Bellissimo brano. Ci ricordava il prof mentre eravamo offline, diciamo, mentre voi stavate ascoltando il brano 100 anni. Prof, cosa mi stavi raccontando di quando hanno girato la scena di questo film? Io ero quasi presente perché stavo sotto la comanda, aspettavo la comanda, e ricordo che c'era una scena girata fuori all'ospedale dei Pellegrini, la gente si accalcava. Sì, l'ultima scena. La gente si accalcava vedendo Mario Mero sulla barella, pensavano che veramente stesse male e si stesse ricoverando, però poi dopo un po' è successo veramente. Sì, poi veramente dopo ci fu il primo, non mi ricordo, fu il primo infarto che ebbe, che poi erano tutti fuori all'ospedale con le candele in mano a fare la veglia al primo dolore, diciamo, che ebbe l'artista Mario Merola, diciamo. E poi, come non si può non ricordare la scena dei funerali di Mario Merola, prof, alla chiesa del Carmine a Piazza Mercato, a parte che c'erano tutti gli artisti musicali di Napoli e non solo, anche vennero anche i più noti artisti italiani come Celentano, Massimo Ranieri, Pappalardo venne veramente diciamo che ha avuto la stessa partecipazione come funerale di Totò. Purtroppo non ero presente al funerale di Totò, ho visto tramite i video, ma mi sono un po' documentato, però veramente sono stati gli artisti, anche Pino Daniele hanno avuto l'ultimo saluto come doveroso che sia, diciamo, che sono grandi artisti, e l'ultimo saluto deve essere proprio dei grandi artisti, diciamo. Prof, allora andiamo adesso con una notizia, diciamo che possiamo darla insieme al coronavirus, perché nello stesso momento adesso in questi giorni sta accadendo anche ci sono anche l'influenza stagionale, oltre ai dati dell'influenza del coronavirus, diciamo. Come distinguere i sintomi in caso di febbre? Diciamo che qua appena sale una lineetta di febbre subito andiamo in panico, in paura, giustamente, perché
andiamo subito a pensare al peggio, diciamo, andiamo subito a pensare il male maggiore. Ma riuscire a distinguere l'influenza stagionale dai sintomi del Covid-19 o coronavirus è uno dei temi più discussi in vista dell'autunno. Secondo una ricerca condotta da Assosalute, presentata oggi durante una conferenza online, il timore più diffuso tra gli italiani è proprio quello di non essere in grado di saper distinguere prontamente l'influenza. Il 33% degli intervistati hanno fatto già una statistica. Seguono il timore non poter ricevere cure adeguate, soprattutto tra gli over 65, e la paura di un nuovo isolamento, soprattutto tra i più giovani. Distinguere la normale influenza a Covid-19 non è così semplice, ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario della IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi del capoluogo lombardo. Nonostante i due virus siano diversi, i sintomi che li caratterizzano, l'influenza stagionale e Covid-19, sono molto simili. L'unico modo certo per fare una diagnosi differenziale è quindi quello di eseguire il tampone. È bene ricordare che l'influenza con cui abbiamo a che fare tutti gli anni presenta sempre le medesime caratteristiche: insorgenza brusca di febbre oltre i 38 gradi, presenza di almeno un sintomo sistemico, dolori muscolari o articolari, e di un sintomo respiratorio come tosse, naso che cola, congestione nasale e mal di gola. La momentanea perdita o diminuzione dell'olfatto, la perdita dell'alterazione del gusto invece sono i tipici del Covid e non legati all'influenza stagionale. Attenzione anche ai bambini se assistiamo alle verifiche di un unico sintomo respiratorio. È verosimile che siamo di fronte a malanni di stagione. Se invece se ne verifica più di uno contemporaneamente, è bene fare ulteriori accertamenti. Inoltre ha evidenziato Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, sarà il medico di medicina generale qualora riavvisi un sospetto Covid-19 a far intervenire l'unità diagnostica per gli accertamenti del caso. Prof, voglio un tuo pensiero su questo che abbiamo appena detto. No, mi devi scusare, non ero senza cuffia, l'ho messo adesso perché mi sono allontanato un attimo. Stavamo parlando, prof, della distinzione dal coronavirus ai sintomi influenzali febbrili che ci sono tutti gli anni, diciamo. Io penso che le differenze dei sintomi siano poche, tranne che nel coronavirus quello che insorge è l'infezione ai polmoni, è mancanza di respiro e c'è bisogno di ossigeno. L'influenza, diciamo, stagionale, penso che non si arrivi a questo. La Protezione Civile regionale della Calabria ha mandato un'ordinanza di allerta meteo, visto un arrivo del ciclone mediterraneo in Calabria. Restate in casa. Le Protezioni Civili regionali avevano diffuso già ieri sera un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, e oggi è arrivata la conferma. In particolare nel settore ionico un intenso ciclone mediterraneo in transito sul Mar Ionio darà luogo nelle prossime ore a un deciso peggioramento sulle regioni più meridionali, specie su Sicilia orientale e Calabria, con temporali e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civili nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quello diffuso nei giorni precedenti. La governatrice della Calabria manda un messaggio chiaro: restate chiusi in casa nelle prossime 24 ore. Occhio ragazzi, non si scherza su queste cose. Prof, Nasiere Maggi, Sergio Bruni, tu cosa mi rispondi? Bellissima, una grande interpretazione di Sergio Bruni, perché questo brano è del 1937, se non vado errato, ma comunque è sicuro, ed è stato scritto dai due maestri della musica napoletana e nazionale, Pisano e Cioffi.
Pisano per quanto riguarda il testo e Cioppi la musica. Prof, una serie maggio da quante altre attrici poi state anche televisionate, diciamo? Ma da quasi tutti gli artisti dell'epoca, diciamo, anche Claudio Villa, Enzo Romagnoli, ma mi sembra ha cantato lo stesso Mario Melo di cui parlavamo prima. Quasi tutti gli artisti napoletani si sono cimentati in questa, che io ritengo una poesia, diciamo, non una canzone, una poesia. Noi abbiamo scelto di ascoltare una serie maggio dalla mitica voce di Sergio Bruni. Andiamo subito all'ascolto. Io volevo dire che Sergio Bruni ha avuto il piacere di conoscerlo da vicino, proprio vicino, seduto accanto a lui, un poco prima che andasse e ci lasciasse. E volevo dire che lui non si chiama Sergio Bruni è il nome d'arte. Il suo vero nome è Guglielmo Chianese, è nato a Villarica il 15 settembre del 1921 ed è morto a Roma il 22 giugno del 2003. È stato uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana, a mio modesto parere. Andiamo ad ascoltare Sergio Bruni in una serie maggio. Quando viene appuntamento, guarda mare, guarda di fronte, si ti parla, non risponde, stai distratto come che. Io ti tengo dinto col, sono sempre innamorato. Ma tu invece pensa nada e tu stai scordando me. Quando si dice si tiene la mente, non sa da fa morire un cuore amante. Ma diciste sì una sera maggio e mo di no coraggio e me lascia. Sto occhi tuoi non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi diciste voglio bene solo a te, e 3 mani mi giuraste, con una mano in coppo cuore, non si scorda per il amore, e tu stai scordando me. Quando si dice si tiene la mente, non sa da fa morire un cuore amante. Tu mi diciste sì una sera maggio e mo di no coraggio e me lascia. Ed eccoci qua rigorosamente in diretta sempre su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Sergio Bruni il brano Una sera maggio.
Una serie magiche. Prof, che notizia mi volevo dare prima su Sergio Bruni? Niente, che ti stavo raccontando che ho avuto il piacere di conoscerlo da vicino e mi ha dedicato anche uno dei suoi pezzi migliori. Poco tempo festa del suo compleanno, ha fatto gli anni, poteva... Certo, se fosse ancora vivo, l'altro ieri, cioè il 15 settembre, avrebbe compiuto 99 anni, perché è nato nel 1921. 1921. Sì. Prof, adesso passiamo dagli artisti classici della musica classica napoletana, passiamo un po' a colui che ha dato una svolta all'epoca dalla musica classica napoletana, diciamo verso più la musica neomelodica. Parlo dell'artista Mauro Nardi. Mauro Nardi, anche lui adesso si sta presentando su grande schermo molto molto invecchiato, diciamo, anche per lui sono passati gli anni, prof. L'ho visto ultimamente in dolce compagnia dell'artista Nancy Coppola e Gigi D'Alessio nella lussuosa villa a Roma di Gigi D'Alessio. Stavano scrivendo un pezzo, diciamo, stavano facendo degli arrangiamenti e hanno scattato una foto che poi hanno messo sui loro profili Instagram. Veramente, veramente, vedendo adesso la foto dell'album Un'estate al mare di Mauro Nardi, Mauro Nardi molto giovane, e vedendo la foto di qualche giorno fa, diciamo, anche per lui sono passati gli anni. Il brano che voglio farvi ascoltare il brano è Ricordi. Prof, hai qualche informazione a riguardo o andiamo subito in musica e l'ascoltiamo? Ricordi è una canzone che Mauro Nardi ha pubblicato nel 1980, prima del terremoto. Quando è successo il terremoto, tu che stavi facendo, prof? Gli attimi del terremoto. Quasi non lo ricordo, sapevo, perché ero a casa di mia cognata, stavamo festeggiando il battesimo di mio nipote e già a quell'ora alle 19:36 ero un poco... Quasi non lo ricordo, ti ricordo pure 19:36. Era un poco brillo. Eri brillo, non sapevi se ero terremoto o va capo che ti va bene, perché avevi fatto qualche bicchiere. Parecchi bicchieri. Allora, questo è un ricordo, no, prof? È un ricordo. È un ricordo, è proprio dedicato a me, ricordo. Allora, dedico questo brano di Mauro Nardi, Ricordi, al ricordo del prof Gaetano Donatellis, che ci ha spiegato quando è successo il terremoto, lui dove stava e come stava. Lo sai che Mauro Nardi non è tanto vecchio. È di un anno più giovane di me, perché è nato il 26 aprile del 1954. È del 54? E nella vita si chiama Antonio Borrelli. Quanta cosa, prof, che sto imparando da oltre 3-4 mesi a questa parte, quando facciamo musica, quando facciamo radio, un po' dalle notizie, un po' dai tuoi racconti, un po' dalle informazioni che arrivano dai brani, veramente sto imparando. A dire il vero, molte notizie. Anche questo è il bello, diciamo. Molte notizie per io me lo vado a cercare, perché se volessi conoscere le date di nascita di tutti gli artisti, però non me nella vita, potrei andare a lasciarlo da tutti. Assolutamente. Andiamo ad ascoltare Mauro Nardi in Ricordi. Sono tornata un'altra volta da quella fattoria, a dove tu sei stata mia, a dove tu mi hai detto addio. Quando la ricordi, c'è stanno ancora scritto faccio l'amore, ricordi l'iniziale tutte e tu. Per sempre miti per l'eternità, e quando stai chissà la civienza a me, chissà che fai mentre amore
sto cuore mio non trova non è pace, ogni momento chiama solo a te, ma tu non senti, non mi puoi sentire, già stai lontano mentre io sto a soffrire e io sto piangendo solo senza te, mentre tu stai pure te no con me, e me non ci vuole chiudo vai vedere, che mi innamoro con ricordi te. Sto cuore mio non trova non è pace, ogni momento chiama solo a te, ma tu non senti, non mi puoi sentire, già stai curata mentre io sto a soffrire e io sto piangendo solo senza te, mentre te va sanata e noce a me, e me non si può né chiudere vai vedere, io sono rimasto solo senza te. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale, sempre in compagnia di Salvatore Albino e il prof Gaetano Donatellis. Prof, qualche ricordo della tua vita che ti è rimasto in mente, diciamo, che non dimenticherai mai, riallacciandomi al brano che abbiamo appena ascoltato, diciamo, un ricordo che ti viene in mente? Ma in questo momento i ricordi mi vengono in mente solo quelli brutti. Un ricordo bello. Ricordo belle. Diciamo che la vita militare mi ha lasciato un bel ricordo perché l'ho fatta veramente con passione. Vabbè sì, anche io ho fatto il militare, è veramente un bel periodo. No, perché l'ho vissuto spensierato, stavo bene dove stavo in ufficio, ero un impiegato, insomma, non ero un militare, capito? Poi logicamente quando dovevo fare le mie cose da militare le facevo anche bene. Io ero specializzato al tiro dell'artiglieria. Io stavo in aeronautica e diciamo dopo aver fatto il CAR e la specializzazione a Roma sono stato assegnato alla compagnia d'onore, praticamente facevo tutti i picchetti d'onore, altare della patria, milite ignoto, senato, qui Palazzo Chigi, Palazzo Madama, la marcia a Trieste della festa delle forze armate. Ho fatto di tutto, diciamo, in quell'anno del militare non mi sono perso una parata, diciamo, ho fatto di tutto, bello. Prof, tu preferisci vedere Napoli di mattina o Napoli notte? A me Napoli notte non è che mi piace tanto. Se devi decidere di farti una passeggiata, decidi sempre di fartela di mattina, diciamo. Certamente, anzi, se domani mattina il tempo è buono, dall'inizio me ne vado un poco per via Caracciolo, Cellina. Come diceva il mitico Edoardo De Filippo vicino a Fratello, quando uscì dalla stanza dopo giorni di febbre, che consigliava vicino a Fratello nel film tratto da Natale Saco Pirlo. Va poco l'aria, fuori. Viene poco l'aria, io la devo fare bene.
mentre mia moglie... Ma chi le si è rubato i scappi? Bravo, questo è un altro ricordo, è bello. Si è rubato il cappotto. esatto. Così, ma non era a morire. Come non sto voi. Come va a morire. Bello. Conosco a memoria. È bello, Natale in casa a coprirlo. La parte, ti dico la verità, l'ultimo atto, diciamo, non mi piace, perché la parte drammatica della commedia, di quella commedia non mi piace, ma la parte iniziale è uno spettacolo, diciamo, la parte iniziale, la parte centrale di quella commedia sono veramente cose, solo a pensarle ci vuole veramente il premio Nobel, il premio Oscar, qualsiasi premio artistico e teatrale li dovevano avere tutti in quei tempi. Nel tuo palazzo mi ricordo che mi raccontassi, quando abitavi a Soccavo Fresco Spuso, c'era un giovanissimo Marzio Onorato. Non più tanto giovane, ma comunque all'epoca già era grande, no? Era giovane. Aveva i suoi 40 anni più o meno. Già aveva i suoi 40 anni. Sì, 35, 36. 70 anni. Ma lo vediamo subito dopo. Comunque Marzio Onorato è il mio vicino di casa. E io ogni volta che lo vedevo uscire di casa gli ripetevo le sue battute proprio in Natale a Casa Copello. Quando lui vicino ad Edoardo, il maestro Edoardo, come se volesse sfottere, no? Non volesse venire in giro, ma questo l'avete fatto voi. Bravo. Ecco, Marzio non faceva, voglio matti, niente da fare, e dice cocca da rosa faceva. E poi hanno fatto delle riprese in casa sua, in tutto il palazzo. Io, siccome abitavo vicino a lui, non potevo uscire di casa se non me lo permettevano, dovevo bussare io all'interno e dire posso uscire, capito? Il regista ti doveva dare l'ok? Sì, il regista, gli operatori. Prof, tutti sappiamo che tu la tua bravura per fare i presepi natalizi, diciamo, a casa, sia a casa dei nonni sia a casa tua, tutto l'anno è Natale, diciamo. Ma vedendo l'immagine quando Concetto va a squagliare collo, no? Per quel famoso presepio di Edoardo, no? Ma come stava partendo il progetto, da come si parte a fare un presepio, diciamo, una cosa, da che idea, c'è una base di un progetto per fare un presepio? La base si chiama scoglio, devi farti prima lo scoglio e poi man mano, se c'è un'idea già tua personale, che la puoi sfruttare, altrimenti man mano che fai puoi anche modificare. Quello che è importante è rispettare le prospettive nel presepio, perché ci stanno alcuni che fanno il gioco delle prospettive. Esatto, mettono delle casette alte 5 cm, a fianco ci mettono una pastori di 10 cm. È poco esagerato. Io man mano che costruisco, io prendo i passori che voglio mettere su un determinato presepio e li metto vicino alla casa, vicino al tavolo. Allora, questo è un argomento che mi piace, prof, perché questo è il bello di Radio Napoli Centrale, il bello della diretta. Tutti penso che l'abbiate capito, che non c'è niente di programmato, niente di scritto che facciamo prima con il prof, diciamo. No, però ce n'è uno qua a 3 metri da me che ho incominciato a fare. Come ci viene, così parliamo qua su Radio Napoli Centrale, ci siamo un po' insieme in compagnia ascoltando un po' di vari generi di musica. Prof, ma ci sono proprio dei personaggi che obbligatoriamente devono stare sul presepio? Vabbè, togliendo i tre magici, diciamo, i classici, la natività e quant'altro, diciamo. Ma il più importante è Benino. Se non ci sta Benino sul presepio non è un presepio, il pastore dormiente, quello che dorme, che dovrebbe avere un significato, diciamo, per quella comparsa sul presepio, diciamo. Certo, ogni pastore ha il suo significato. Della presepio. Io per esempio, poi dipende dallo stile che lo vuoi fare, settecentesco, palestinese. C'è anche una varietà di genere di stile per un presepe? Certamente. Bravo. Io uso sempre fare il tipo napoletano, non tanto settecentesco, ma diciamo fine 800, vai. Napoli a Betlemme stile 800. Sì, il vero presepe è quello napoletano, del 600 e del 700. L'arte presepiale è un'arte napoletana o è stata presa e poi portata qua a Napoli? Il primo presepio l'ha fatto San Francesco, direbbe. San Francesco d'Assisi o di Paola?
San Francesco d'Assisi. Ha fatto prima presepe. Che voleva raffigurare il periodo della nascita. L'ha fatto dal vivo, diciamo, usando bue, l'asinello, una donna a posto della Madonna, un bambinello il presepe vivente. È stato il primo esempio del presepe vivente. A me il pastore che mi piace sul presepe è Cicibacco in Coppa U. Bello, mi siamo piaciuti. A me mi piace la volta, ti ripeto. Andiamo ad ascoltare Tommy Riccio in un brano che si chiama Napoli Notte. Prof, dopo diciamo qualche informazione o ce l'hai già sotto mano? È quello che posso dirti, che è un brano tratto dall'album che ha lo stesso titolo, Napoli Notte, ed è uscito nel 2012. Andiamo ad ascoltare Tommy Riccio in Napoli Notte. Com'è diversa sta città, come la casa va a cuccare, se in cielo solo non ci sta e s'appiccia lui. E un rumore fa capire che niente più si può accattare, stanno chiudendo pure tutti i magazzini. L'ultimo dramma se ne va, nemmeno traffico ci sta, gli hanno l'ambione può trovare chi per amore. Com'è diversa sta città, bello perché c'ha da passare tutta la notte. Napoli notte, un cornetto, un ravenne e sigarette, un giornale a mezzanotte perché non possa indolere. In luce rossa, rilocalo con whisky e Coca-Cola, prova chi per una mezz'ora insieme a te non spoglio cuore. Napoli che passa nottata, solo che telefonata, e fa una manda sfortunata che un marito si addormona. Napoli notte a scusa perché in coppa casa non posso salire. E che si accende la notte che Napoli abbraccia ci sto per morire. E pure a me me ne caccia sto solo che nasce a collo che ci sta. Se mi guardi una la notte che prima di 4 non sanno tornare. E solamente a mattina noi stanchi dolenti sappiamo dormire. E che si accende la notte che Napoli abbraccia ci sto per morire. E pure a me me ne caccia sto solo che nasce a tua luna ci sta. Napoli notte che manina che darà la marcellina, poi una macchina lontana corre e suona una sirena. Fatto di coppie innamorate che non sono ritornate, a fa vincere l'amore che non volevo pagare. Napoli notte a 2 cartoni sulla coperta di qualcuno, capelletta si è pigliato, fritti cielo in una panchina. Napoli notte va avanti con doppie risorte, si pigliò da sé. E mi si accende la notte che Napoli abbraccia ci sto per morire. E pure a me me ne caccia sto solo che nasce a tua luna ci sta. Si mi guaglione la notte che prima di 4 non sanno tornare. E solamente a mattina noi stanchi dolenti sappiamo dormire. E che si accende la notte che Napoli abbraccia ci sto per morire. E pure a me me ne caccia sto solo che nasce a tua luna ci sta. E quando passiamo a qua fuori, ognuno di noi tiene un compagno o un frate carcerato. E volesse maraviglia che li cancella per farmi con noi.
in dana nottata di libertà. Ed eccoci qua, siamo ritornati rigorosamente in diretta qui su Radio Napoli Centrale. Abbiamo ascoltato dalla mitica voce di Tommy Ricci il brano Napoli e Not. Prof, voglio andare subito di corso, voglio far ascoltare subito bella musica perché ne voglio approfittare di questo pomeriggio della musica classica napoletana. Però una domanda te la voglio fare, è doverosa, su questo brano prima che lo ascoltiamo. Quando tu sei andato a scuola, diciamo, a quei tempi, sei mai stato capoclasse? No, per vantarmi, ero sempre io il capoclasse. Ma a quei tempi capoclasse che compiti aveva nella classe, diciamo? La prima cosa è di controllare la classe quando il maestro o il professore si assentava un attimo e scrivere i cosiddetti buoni e cattivi alla lavagna. Facevi destra e sinistra, diciamo. Destra e sinistra, la lavagna, una riga accende, da un lato i buoni, dall'altro lato i cattivi. A dire il vero, i cattivi ne ho quasi mai segnati nessuno. Per tutti quanti i buoni, diciamo, nel cambio dell'ora. Diciamo era anche un incarico che ti dava una certa responsabilità, perché poi se succedeva qualcosa quando il maestro era assente tu eri responsabile. Ma le bacchettate veramente le davano a quei tempi a scuola, le bacchettate sulle mani? E io pure facendo il capo di classe ne ho prese tante di bacchettate. In un anno in particolare, in terza elementare. Perché che combinavi in terza elementare che pigliavi bacchettate? Niente, penso che io da Via Piave venivo a scuola qua dove abito adesso. Andavo a scuola a Piazza Stanislao Manna, alla Croce di Piperno, sì, tanto per intendere. Dove c'è ancora la scuola allora? E quella è la mia scuola che ho fatto la terza elementare. Bravo. E qua dove abito adesso io, via vicino alle Paradiso, via Grimaldi, erano tutte campagne, tutte terre coltivate ad agrumi, aranci, limone e mandarini. Allora noi avendo la cartella no, prima di andare a scuola avevamo quella cartella di cartone che era una valigia, insomma, no? Andavamo in queste campagne e ci prendevamo qualche limone, qualche mandarino. Perché poi si portava a casa e diceva, mamma. Allora il maestro vedendoci con le mani sporche capiva subito, tu rovesciavi tutto il contenuto sulla sua scrivania, ogni pezzo che avevi prelevato, diciamo non rubato, prelevato, una bacchettata in mezzo alla mano. Bam. Mettiamo il presupposto che nel 2020, al giorno d'oggi, un professore o una maestra dà una bacchettata ai bambini di oggi, cosa succede a scuola subito? Non si fa più, niente. Invece quando tu andavi a casa, magari mia mamma vedeva la mano un po' arrossata, diceva, che hai fatto? No, ma io dovevo portare possiamo da bacchettata. Ha fatto buono. Ma si va accolto come dicono a loro. Come si dice no, non ti dovevi neanche lamentare a casa, professore. No, altrimenti avevi il resto. Allora, la nonna non era da me, non scherziava con passicola. Subito a battipanna, mazzaterra, cucciarello, zoccolo, non si capiva niente. E poi la truppa era rossa. Deve riuscire a frenare, capito? Sì. Mauro Caputo in capoclasse, qualche informazione su questo brano, prof? Mi dicono qua che è stato tratto dall'album Tu Chiagna, appunto, no? Che è mazzato, Tu Chiagna. È normale. Pure il nome dell'album aveva tenuto un segno logico per le canzoni all'interno all'epoca, diciamo. Mi dicono che questo album è stato pubblicato nel 2004. Capoclasse è stato pubblicato nel 2004 l'album.
Quindi noi andiamo ad ascoltare il brano Capoclasse di Mauro Caputo. Ma stessa scuola, stessa classe fino a quinta elementare. Portava un coppo braccia in una strina tricolore capoclasse. Ricordo professore che diceva alunni intelligenti come è sempre più difficile a trovare. Diceva l'avvocato voglio fare capoclasse, l'intelligenza tua che fino a fatte, che stai perdendo miete delinquente. Ma come strana vita e passo di tempo che ogni storia non guagione. Ma la compagnia si sbaglia via, si può perdere una ragione. Si perde pure bene per una mamma, che mentre sta morendo chiama a te, che sto perenne chiagnere perché a stringermi sto sempre capo a te, capoclasse, l'intelligenza tua che fino a fatte, che stai perdendo miete delinquente. Oggi saputo che casi giustiziere, però giustizia fai con una pistola, e onestamente sai tengo paura, che una pistola gira pure a te. Capoclasse, con me ci state sempre più enufrate. Stasera lascia tu sta mala vita, ritorna a casa tua insieme con me.
Ed eccoci qua sempre rigorosamente in diretta, sempre qui su Radio Napoli. Stavamo parlando io e il prof Gaetano Donatellis riguardo ai dati statistici che ci arrivano quotidianamente dalla nostra regia di Spreaker.com. Veramente numeri soddisfacenti, con un grazie di cuore a tutti. Ormai abbiamo superato la soglia dei 11.000. Attualmente, prof, siamo a 11.082 all'odd. Veramente un grazie di cuore a tutti, a voi anche che avete adesso proprio come appuntamento quotidiano. Aspettate prima il prof Gaetano Donatellis che mette la clip del video, diciamo, che già lì ci fa capire di che genere di musica si tratta nel pomeriggio qui su Radio Napoli Centrale. Poi c'è l'appuntamento che siamo sempre qui nell'arco temporale, sempre tra le 18 e le 19, l'inizio della nostra diretta. Prof, sono le 20:15, è arrivato il momento dei saluti finali e d'obbligo li fai tu sempre qui su Radio Napoli Centrale. Io li faccio in modo rapido e veloce. Saluto gli amici di tutti i miei gruppi, di tutti i gruppi WhatsApp e tutti gli amici che ci hanno prestato attenzione e ci hanno ascoltato fino adesso. Buonasera a tutti e a risentirci a domani, dopodomani, sabato, domenica. Ci sentiamo sempre, ci sentiamo sempre. Domani che musica facciamo, prof? Facciamo un po' di musica mista? Stavo pensando di rifare un poco gli anni 70, 80 e 90, però volevo un genere che non abbiamo mai fatto, un po' di disco dance. Vai, allora domani pomeriggio in musica su Radio Napoli Centrale tra le 18 e le 19 l'inizio della diretta, poi saremo sempre più precisi e più puntuali sulla nostra pagina ufficiale targata Radio Napoli Centrale. Il prof come fa ogni pomeriggio con una clip video metterà in prima pagina sulla nostra pagina Radio Napoli Centrale di Facebook anche l'orario preciso della nostra diretta. Il prof già ha fatto i saluti finali, l'appuntamento. Io faccio prima i ringraziamenti come sempre, grazie di vero cuore che ci ascoltate o in diretta o tramite i podcast ormai sono ascoltabili in qualsiasi momento della vostra giornata su qualsiasi vostro apparecchio, smartphone, tablet, PC, Alexa, smart TV, telefono collegato con il jack audio in macchina. Diciamo, non avete scuse per ascoltare i nostri brani, i nostri artisti, i nostri pomeriggi in musica qui su Radio Napoli Centrale. Allora l'appuntamento per domani l'abbiamo fatto, ascolteremo un po' di musica dance, musica della scaletta della regia del prof Gaetano Donatellis. Prima abbiamo ascoltato il brano di Mauro Caputo, Capoclasse. Voglio rimanere in tema scolastico perché qui a Napoli il 24 settembre sarà l'inizio, dopo 7 mesi anche qui l'inizio delle scuole diciamo queste qua statali, perché oggi ho fatto caso che parecchie scuole private già hanno incominciato le attività scolastiche, molti istituti paritari e privati hanno iniziato già lunedì le lezioni. Adesso aspettiamo solo ufficialmente se non erro giovedì 24, prof? Giovedì 24? Sì, speriamo che ce la fanno a ripulire le aule, le scuole, a sanificare, a disinfettare, perché ci sono le lezioni la domenica e lunedì precedenti. Sì, infatti domenica e lunedì ci saranno pure le lezioni. Poi appena finiscono le lezioni si deve sanificare tutto l'ambiente. Io onestamente avrei rimandato direttamente al 28 che è l'altro lunedì. Vabbè, comunque mai dire mai, può essere che il governatore De Luca all'ultimo a tutto prende e cala il poker, diciamo, e tennis e cose, belle buone piglie e cagno. Poi ci parlo io con Vincenzino, non ti preoccupare. Mia figlia sarebbe proprio mia figlia Patrizia sarebbe proprio, lo ama De Luca, toccateci a tutti quanti, vuole bene il più De Luca cambi.
diciamo, perché devi sapere, prof, che mia figlia Patrizia ha fatto l'esame di terza media. Allora già qualche giorno prima che c'era il lockdown, diciamo, si stava preparando la tesina, era tutta presa d'ansia sul fatto che doveva fare l'esame, quello che là a studiare notte, io piangevo l'ansia, era questo esame di terza media. Poi all'improvviso arriva la tragica notizia del lockdown, tutti chiusi a casa, le scuole tutte chiuse, quello che là. Comunque, essendo che noi facciamo Alvino di cognome, mia figlia prende il cognome di mio Alvino, è la prima dell'alfabeto, il giorno dell'esame tramite il smart working, tramite il PC da casa. La connessione era lenta, non si capiva niente, quant'altro. Tramite la videochiamata la professoressa gli disse, prof, la professoressa che è vicina a mia figlia gli disse: Patti, allora siccome non ti sentiamo bene, spegni la videocamera, facciamola in chiamata. Maronna mia figlia Patrizia subito con libro, quaderno, appunto, tutte cose davanti, e leggeva. Brava Patrizia, brava, così. Brava, vabbè. Comunque io volevo dire a Vincenzino De Luca, pure io l'ho voluto bene per un paio di mesi, maggio e giugno, perché ha fatto gli accrediti, ma non andate a pensione. Allora, da persona coerente e intelligente quella che sei, alle prossime elezioni vota Vincenzo De Luca, perché ha dato qualcosa in più, ti ha dato qualcosa in più. Ma anche se non me le dava era la stessa cosa. Dici, ma c'è dammo noi a bassa casa, no? Posso dirlo, l'ho detto ieri sera a un consigliere che si sta presentando alle elezioni, sta con De Luca, ho detto mi dispiace ma non ti posso votare. Perché giustamente da uomo comunista... No, ma perché questo De Luca ha fatto una poca... Invece, come si dice, no, tutti vogliono salire sul carro del vincitore, perché sicuramente vincerà le elezioni. Poi secondo me stanno salendo in coppa una guerra sbagliata, perché ci sta troppa, come si dice a Napoli, troppa mazzamma, troppo miscuglio di personaggi. Come io sono convintissimo che il Movimento 5 Stelle con la candidatura del sì, del taglio dei parlamentari, vincerà ad occhi chiusi, diciamo. Quello è un altro discorso. Poi io sto osservando molto attentamente i tuoi post ogni 35 minuti sulla tua pagina ufficiale di Facebook. Mi arriva la notifica quando tu metti il no sulla tua bacheca. Purtroppo però ti posso dire che da quello che senti in giro, lo sai che io giro Napoli H24 sempre per lavoro e quant'altro. Tutti quanti al momento, nessuno mi ha detto, solo tu mi hai detto no, di votare no al taglio dei parlamentari, poi tutti quanti mi hanno detto di sì. No, perché questo è un voto di pancia e non di testa, saputo, la gente pensa solamente cacciamo a chi si caccia, sparagniamo, ma non ragionano con la propria testa, perché prima di fare questo referendum andavano fatte molte altre leggi, come la legge elettorale, il vero taglio, sai qual è? Che si diminuiscono tutti quanti gli stipendi che un senatore che va in pensione oppure un senatore a vita dopo che è morto, la moglie, i figli prenderanno sempre la pensione. È giusto secondo te? Non è giusto. Quando se muore un operaio che prende uno stipendio, una pensione di 1.000, 1.100, 1.200 euro al mese, sai quando gli tocca la moglie? 200 euro. Ah, c'è qualcosa in più, non voglio 400, 450. Dopo però 35 anni di contributo, una vita a lavorare. Stanno tre, non arrivano a fare anche una legislatura, fanno un anno, 6 mesi, pigliano la pensione sicuro. 100. Questo andava abolita. Tutti questi privilegi che hanno, non il numero, perché il numero poi si ritorcerà contro di noi stessi, il numero dei parlamentari, perché avevamo meno rappresentanti al Senato, alla Camera dei Deputati, e faranno quello che vogliono loro. Sulla decisione finale di una legge, diciamo. Lasciamo stare, chi vota sì, non è che lo costringa a votare no, cerca di farli ragionare. No. Anche stiamo usando Radio Napoli Centrale in questo momento. Non voglio fare nessuna pubblicità. Non stai facendo nessuna pubblicità e nessuna propaganda, stai dando delle informazioni secondo il tuo giusto parere. Siamo in Italia. Allora, uno sta parlando della Napoli. Non è che siamo in Italia, c'è il libero. C'è una cosa, c'è il libero arbitrio, ognuno può fare come meglio crede.
Però vorrei che le persone ragionassero sulle loro decisioni. E tu hai dato una spiegazione alla tua risposta, diciamo. Tu hai detto, stai dicendo in questi giorni sulla tua bacheca il no, che giustamente è il no di non votare, di votare no a questo referendum, diciamo, e in questo momento hai dato la spiegazione a chi ti domanda su Facebook perché no, oppure qualcuno che se la ride, e giustamente hai commentato: se non vi va di leggere questa cosa sulla mia bacheca, perché mi seguite, diciamo. L'hai letto? Sì, l'hai letto? Sì, come io delle persone che mi interessa sapere, io ho attivato le notifiche, diciamo. Allora quando tu scrivi qualcosa a me mi arriva la notifica, e poi automaticamente, avendo la notifica attiva, o qualsiasi persona ti commenta il tuo link, diciamo, il tuo post, mi arriva la notifica, automaticamente leggo la risposta o la domanda. No, a me quello che dà fastidio è che ti deridano, hai capito? Allora dà fastidio. Io voglio ragionare sulle cose. Tu dici sì, perché voti sì? Io ti dico perché voto no. Vedi il bello di Radio Napoli in questo momento qual è? Tu sul tuo post non hai spiegato, come stai spiegando qui, quella cosa che stai scrivendo, il tuo pensiero. Tu adesso l'hai detto qua in diretta, diciamo. Chi ci vuole bene, chi ci segue quotidianamente o chi ci seguirà in diretta, sicuramente fa parte del nostro cerchio di amicizia, ce l'abbiamo su Facebook, ci segue, ci seguiamo a vicenda e quant'altro. In questo momento hai espresso la tua opinione su questa cosa, che è una cosa bella, diciamo. Prof, è una cosa bella che stai dicendo. Comunque 20 e 26 minuti primi, 4 minuti poi ci pigliato un caffè in un bar dell'università. Tony Astarita, prof, salutiamo a tutti. Allora, prima di ascoltarvi, farvi ascoltare un bar dell'università tratto dall'artista Tony Astarita, un caloroso abbraccio da parte mia, Salvatore Alvino. Appuntamento a domani per il nuovo pomeriggio in musica. Un abbraccio forte, un ringraziamento di vero cuore da parte mia, Salvatore Alvino, e il prof Gaetano Donatellis. Prof, sul bar dell'università hai qualche informazione e poi lo facciamo ascoltare in finale? Sì, il bar dell'università è stato scritto dal maestro Annuna e dal maestro Enzo Di Domenico e risale al 1978. Volevo precisare che il maestro Di Domenico l'ha eseguito anche lui, e molto egregiamente, anzi forse anche meglio di Tony Astarita. Buonasera a tutti, appuntamento a domani dalle 18 alle 19, saremo in diretta. Poi il prof domani pomeriggio sarà molto più preciso per l'inizio della diretta. Buona serata a tutti e sempre e solo Forza Napoli. Buona serata. Buonasera a tutti. Dinta sto bar all'università, tu parli te, io parli me, parlammo noi, quanta bugia, quanta felicità. Gavene se ne va, innamorata come te, una sola ce ne sta, si chiama gioventù, come ti chiami tu. Sto bar all'università, troppe 20 anni tanto tempo fa, come dolce sto caffè che mi piglia insieme a te,
come amara verità, scende su nessuno va. Mi piglia insieme a te come amara verità, scende su nessuno va. Innamorata come te, una sola ce ne sta. Si chiama gioventù, mai non la trova più. Per la tua pubblicità qui su Radio Napoli Centrale puoi contattare tramite un WhatsApp al 329 1184 700. Buonasera a tutti e buon ascolto. Inoltre ricordiamo a tutte le società di calcio che vogliono avere la radiocronaca live dal campo, potete sempre contattare la redazione tramite il nostro numero WhatsApp 329 1184 700 per trasmettere in diretta la vostra partita di calcio. Risto Trattoria Demeter, sito in via Santa Chiara 49, Napoli, lo chef Renato Guida vi aspetta per degustare tutte le sue prelibatezze. Vi aspettiamo al ristorante Demeter, sito in via Santa Chiara 49, Napoli.